È partito con un frico speciale tra Friuli e Brasile, Pordenone Art and Food, il festival della qualità del Friuli occidentale, che porta a degustazioni, laboratori di cucina e grandi chef nei palazzi nobili della città. È un orgoglio essere friulano e portare anche la cucina friulana in Brasile. Molti ingredienti non riescono a trovarsi in Brasile, tipo il montaggio che oggi farò il frico. Usiamo un formaggio di Minas Gerais che è un formaggio tipico del Brasile. L'iniziativa, promossa dalla locale Camera di Commercio e dal Comune, mette al centro il mondo delle fermentazioni, con il cuore sempre in Friuli occidentale. È un festival molto territoriale, prodotti, artigiani, professionisti sono di quest'area. Anche i loro amici che possono venire da lontano comunque si misurano su questo territorio. È molto dinamico, la gente scopre delle cose davvero incredibili che succedono in questa parte del Friuli. Spazio anche ai futuri cuochi e pasticceri. A Palazzo Montereale Mantica il dolce laboratorio di pasticceria per bambine e bambini dai 5 agli 11 anni e al piano superiore i piatti realizzati dai ragazzi e dalle ragazze dell'Istituto Mattiussi con i cuochi contadini di Campagna Amica. Dopo la spesa al mercato, per loro mani in pasta con i prodotti a chilometro zero. È anche bello ed importante avvicinare a loro a quello che è la manualità e cominciare anche a sentire quelli che sono gli ingredienti, le materie prime di qualità e che permettono anche a lungo andare di affinare e raffinare il palato di ognuno di questi ragazzi.